Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedrete qualcosa che non ho mai registrato nei miei canali social, ossia un What I Eat in a Day. Ho registrato la colazione, il pranzo e la cena. Partiamo con la colazione, rimango sempre leggero, anzi se riesco neanche la faccio, ma in questo caso ho bevuto un bel tè al limone semplice e dei biscotti. Ho messo solo a riscaldare l'acqua per qualche secondo, poi ho aggiunto lo zucchero perché non amo berlo senza zucchero, quindi 2 cucchiaini abbondanti e metto la bustina del tè semplicemente. Per accompagnarmi con un po' di cibo ho messo semplicemente dei biscotti secchi così. È l'ora del pranzo, in questo caso noi facciamo di solito la pasta, quindi metto subito l'acqua a bollire, ci aggiungo un po' di sale grosso e poi iniziamo con il condimento. In questo caso abbiamo deciso di fare la pasta con la panna, la gorgonzola e lo speck. Questi sono appunto gli ingredienti che serviranno per farla. Per prima cosa prendiamo una padella, ci mettiamo qualche noce di burro, la facciamo sciogliere e mettiamo lo speck. Amalgamiamo un po' tutto e dopo averlo fatto cuocere per un po' aggiungiamo sia la gorgonzola facendola sciogliere a poco come sto facendo vedere qui nel video, sia la panna a fuoco spento, mi raccomando, la panna non deve cuocere. Una volta fatto questo ho deciso anche di aggiungere la noce moscata per dare un tocco di sapore in più che a me fa letteralmente impazzire. A questo punto peso la pasta, per due ne metto circa 250 grammi perché non mangiando tutta la mattina e poi tutta la sera ci viene fame, quindi ne faccio abbondante e la calo nell'acqua bollente. E metto il timer per circa 11 minuti, ossia il tempo di cottura. La scolo, la metto nella padella e amalgamo tutto benissimo. E guardate quanto è cremosa. Ci aggiungo anche un po' di parmigiano ed eccola perfetta. Buonissima questa qua davvero. Verso le 8 poi inizio a pensare alla cena. In questo caso ho deciso di usare il pollo. Per la ricetta ci servirà pollo, uova, pangrattato, farina, sale, olio, spezie a piacimento, olio, già detto, e un frullatore. Mettiamo in un mixer una parte di pollo, o almeno quanta servirà a voi, io ne ho messo metà perché essendo in due ci bastava e avanzava. A questo punto aggiungiamo l'olio e il sale, tutte le spezie che avete scelto. Io ho messo paprika dolce, pepe, noce moscata, ma voi potete scegliere tutte quelle che volete. Poi ho semplicemente chiuso e ho iniziato a tritare tutto quanto fino a ridurlo in bottiglia. A questo punto ci aggiungo un po' di parmigiano per rendere l'impasto super morbido e vi giuro che viene super morbido. Proprio 2 cucchiai sono abbondanti. Ci aggiungo il pangrattato, la farina, un uovo e successivamente riprendiamo a mescolare tutto quanto con il mixer. Vi verrà un impasto bello solido. Stendiamo un po' di farina nel vassoio o qualsiasi cosa usiate per stendere la pasta e successivamente iniziamo a fare tantissime polpette. Ovviamente io ho scelto gli ingredienti tutti a caso senza pesarli, un po' a occhio. Ho impastato per un po' per rendere un po' il tutto più omogeneo e poi sono andato a fare le mie polpettine. Io le ho fatte molto piccole perché noi preferiamo così, però voi potete farle della grandezza che volete, ovviamente. Guardate che carine.
e dopo aver finito dovrete ottenere questo risultato più o meno. Non sono bellissime? Sì, lo sono. Una volta terminate ho messo dell'olio sopra e del sale per farle friggere, diciamo, in forno, perché ho deciso di non friggere per non sporcare la cucina e per non sporcare me stesso, quindi il forno era la scelta più adatta, e le ho messe per circa 20 minuti a 180 gradi. Nel mentre ho preparato la verdura, perché è importante mangiare anche la verdura, quindi ho preparato delle carote e dei finocchi. E questo sono io mentre mi diverto a tagliarle e a spelarle. Questo invece sono io che mi diverto un po' meno a tagliare il finocchio. Questo è il risultato e questo è l'altro risultato delle polpette. Io vi consiglio di accompagnarle con della maionese o del ketchup. Usciranno veramente buonissime. Grazie per aver seguito questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e io vi saluto. Ciao!